Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Migranti, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa, è arrivata con la mamma assieme a 55 profughi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. A Niscemi, 4 mesi dopo la frana, la protesta silenziosa degli studenti e la marcia di sfollati e commercianti che hanno perso tutto. Non si può andare avanti così. Monopattini elettrici, il caos delle targhe. Da oggi scatta l'obbligo, ma sono tanti i problemi da risolvere. A Catania apre Abba Pradre, una casa di accoglienza per papà in difficoltà, ampi spazi destinati agli incontri con i figli per favorire i legami affettivi. Connessi, eredi di una ricca povertà, a Catania in migliaia per la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, laboratorio di fraternità sulle orme di San Francesco nell'8° centenario della sua morte. Ad Agrigento e caccia ai tesori nascosti dell'antica Acragas nella Valle dei Templi, tornano gli scavi archeologici. Calcio, vigilia di semifinale play-off per il Palermo. Domani semifinale d'andata a Catanzaro, dubbi di formazione per Pippo Inzaghi. Il Catania comincia da Lecco la sua corsa nei play-off di Serie C. Si gioca domani alle 20:45. Bentrovati. Tragedia dell'immigrazione a Lampedusa, una neonata è morta per il freddo dopo lo sbarco, era con 55 persone soccorse da una motovedetta della Finanza ed era arrivata assieme alla sua mamma e alla sorellina di 2 anni. Sentiamo Desiree Ferlito. Un viaggio della speranza trasformata in tragedia. Aveva poche settimane di vita la neonata morta subito dopo essere arrivata a Lampedusa, strappata al mare e al freddo dopo ore di traversata nel Mediterraneo. La piccola non ce l'ha fatta, il suo cuore si è fermato durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Alle prime luci dell'alba, intorno alle 4:30, la motovedetta V1307 della Guardia di Finanza ha soccorso un barchino metallico di appena 7 metri, con a bordo 55 migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Tra loro 7 donne e 6 minori. La neonata viaggiava stretta alla madre, una giovane donna ivoriana. Entrambe erano in condizioni disperate quando sono sbarcate al molo Favarolo. I medici hanno tentato l'impossibile, ma per la bambina non c'è stato nulla da fare. La causa del decesso sarebbe l'ipotermia, anche se sarà l'ispezione cadaverica disposta dalla procura di Agrigento a confermarlo. I migranti hanno raccontato di aver pagato tra i 400 e i 600 euro a persona per affrontare il mare. La procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire ogni fase della traversata. Nelle prossime ore sarà ascoltata anche la madre della piccola, adesso assistita dai sanitari e dagli psicologi dell'hotspot di Lampedusa. Intanto nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana il corpo della neonata racconta ancora una volta il prezzo altissimo pagato da chi tenta di attraversare il Mediterraneo inseguendo una possibilità di vita. Una giornata di protesta e silenzio a Niscemi 4 mesi dopo la frana che ha cambiato il volto della città. Al mattino gli studenti senza scuola, nel pomeriggio gli sfollati e i commercianti che hanno perso tutto. Gerry Italia. Da una parte gli sfollati e i commercianti che chiedono risarcimenti dopo la frana di gennaio, dall'altra gli studenti rimasti senza scuola per la chiusura di 3 plessi finiti in zona rossa. A Niscemi la giornata si apre con una marcia silenziosa, le scuole chiuse non riapriranno e il futuro resta incerto. Chiediamo delle risposte concrete perché vogliamo ricordare a tutta la comunità che non ci siamo fermati, noi siamo andati avanti perché crediamo nella scuola, però la nostra normalità è chiaro non può essere questa. Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato la realizzazione di strutture modulari temporanee già dal prossimo anno scolastico per consentire agli studenti di tornare in classe, ma tra le famiglie resta la paura di un'emergenza ancora senza una soluzione definitiva. Nel pomeriggio ancora protesta in piazza Vittorio Emanuele. Al sit-in promosso dal comitato Evento Franoso partecipano sfollati, commercianti e residenti costretti a lasciare le proprie case dopo la frana di gennaio. Cartelli, striscioni, richieste precise, non contributi ma risarcimenti. Questi poteri dati al commissario siciliano a oggi non si sono concretizzati in nulla di accelerazione negli interventi, quindi non avendo ancora avuto risposte siamo qui per avere queste risposte. A 4 mesi dalla frana intanto Niscemi continua così a vivere tra paura, rabbia e attesa, una comunità che chiede risposte immediate mentre il tempo dell'emergenza sembra non finire mai. Oltre 1000 persone in corteo a Isola delle Femmine per dire no al racket. La risposta arriva dopo le intimidazioni ai lidi balneari presi di mira dagli esattori del pizzo. In marcia sindaci e cittadini. Marco Gulla.
Oltre 1000 persone, insieme ai sindaci dei comuni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini e Torretta, hanno partecipato alla manifestazione anti-racket organizzata sul lungomare di Isola per dire no alle estorsioni, dopo che 7 stabilimenti balneari sono stati presi di mira dagli esattori del pizzo la notte tra mercoledì e giovedì. Un no secco, una marcia per dire basta a queste richieste. Avremo una bellissima risposta, loro hanno alzato il tiro, alzeremo il tiro noi come istituzioni ma principalmente come cittadini. Non possiamo girarci dall'altra parte, abbiamo bisogno di sistemi di videosorveglianza. Persone per bene che dicono no, dicono non si torna indietro, si va avanti nel solco della giustizia, della legalità. Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, e la deputata di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. Siamo tutti qui per dire che la mafia fa schifo, per dire che la società civile non si piega, che la Sicilia e i siciliani vogliono allontanare dal proprio nome quell'aggettivo mafiosi che troppo spesso li ha contraddistinti. È la prima volta, a mia memoria, che di fronte a iniziative come quelle che stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane nel territorio, c'è una reazione dei cittadini. Fino a ieri le estorsioni erano un fatto privato tra l'imprenditore che la subiva e il racket estorsivo che la faceva. Una manifestazione andata avanti per ore. I volontari di Adio Pizzo hanno anche sollecitato imprenditori e commercianti a denunciare. A Gela un uomo, dopo essersi presentato per obbligo al commissariato, ha violentemente picchiato la compagna che non voleva seguirlo, scaraventandola a terra e sbattendole la testa al suolo. Lui è stato arrestato, lei, dopo le medicazioni, ha denunciato l'aguzzino affermando di essere stata segregata in casa e violentata. Mobilità sostenibile, da oggi scatta l'obbligo della targa per i conducenti ai monopattini ed elettrici ed è subito caos. Vediamo perché nel servizio di Tonino De Mano. Lei è uno dei pochi a Catania a circolare con il casco e la targa. Davvero complimenti. Grazie mille, è giusto mettersi in regola in tutto. Da quanto tempo si è adoperato per mettersi in regola? Già lo scorso mese. Casco e targa nel retro del monopattino. Questo ragazzo intercettato in via Etnea a Catania è quasi una rarità, almeno per quello che abbiamo riscontrato noi. A poche ore dall'introduzione dell'obbligo della targa è già caos, visto che per un motivo o per un altro in molti ne sono sprovvisti. Si sfreccia anche in 2 a bordo sui marciapiedi e per la maggior parte dei casi senza casco e naturalmente senza targa. Qualcuno aspetta di ricevere il contrassegno e mostra comunque di essere in regola, esibendo tramite il telefonino la richiesta alla motorizzazione ed il relativo pagamento avvenuto. Ha un'autorizzazione fatta alla motorizzazione, giusto? Sì, ok. Quanto ha pagato? Guarda, 35. Ed eccola la targa, 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica. La notiamo proprio nel piantone dello sterzo, in un mezzo utilizzato proprio dalla Polizia Municipale di Catania. Di norma la targa dovrebbe essere applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore, ma l'assenza di un adeguato spazio, alias portatarga, rispetto alla grandezza dell'adesivo ha sollevato dubbi e polemiche. Ancor peggio, in molti avrebbero segnalato che la stessa targa si potesse staccare a contatto con l'acqua e quindi con la pioggia. Noi poniamo un quesito. Recentemente abbiamo mostrato il conducente di un monopattino che sfrecciava a 65 km/h sulla circonvolazione. Se lo dovesse rifare, nonostante l'obbligo della targa, eviterebbe comunque una multa, perché semplice, il contrassegno nello sterzo non è ovviamente visibile. Sdritta invece a luglio l'obbligo della copertura assicurativa. A Catania è stata inaugurata la casa di accoglienza Bapadre, destinata ai legami affettivi fragili tra padri e figli. Orazio Longo. Il focus dell'intervento architettonico è stato posto sugli ambienti destinati agli incontri tra padri e figli, spazi pensati per favorire la relazione, il dialogo e la ricostruzione dei legami affettivi. In via Montevergine a Catania è inaugurata la casa di accoglienza Bapadre. La struttura, nata all'interno dell'Agorà della Carità, rappresenta un traguardo importante per la locanda del Samaritano, ente promotore nel contrasto alle nuove povertà e nel supporto alla genitorialità fragile. Si aprono le porte ad altri papà, a persone che vivono situazioni di povertà e che riusciranno in questa casa a vivere anche l'esperienza di genitori accanto ai loro figli.
Per noi vincenziani l'accoglienza, aprire le porte, è uno dei gesti che rendono il Vangelo credibile. Questo nostro intervento proviene da un ascolto. Ci siamo resi conto negli ultimi tempi che i padri separati che danno il giusto mantenimento alle proprie mogli e figli, anche avendo uno stipendio dignitoso, dando il mantenimento, vivono poi una situazione di povertà che non li porta poi a vivere una situazione dignitosa, quindi la fatica di portare avanti la casa, di fittare una nuova casa, la fatica di anche sostenere le spese diciamo così più comuni. Abba Padre si inserisce nella campagna 13 case della Famwin Homeless Alliance, un'iniziativa promossa dalla famiglia vincenziana per il Giubileo 2025. Catania è stata scelta come sede per una delle 13 chiavi simboliche benedette da Papa Francesco. Lezioni di cucina all'Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa, dove gli alunni imparano a preparare gli arancini. Francesco Aloi. Bambini, oggi prepariamo gli arancini. In Sicilia sono spesso sulle nostre tavole, ma forse i bambini non li hanno mai preparati con le loro mani. Molto partecipativi, gli è piaciuto molto. Alcuni ci sono state battute di scherzo, vogliono fare gli chef. Questo per me è una cosa molto, molto bella, molto gradita, perché viene valorizzato anche il nostro lavoro. Un laboratorio che coinvolge gli studenti delle quarte del Comprensivo Archimede di Siracusa. L'iniziativa è stata organizzata dalla FIPE Confcommercio. L'ingrediente scelto quest'anno è il riso. Riappropriarsi della cultura culinaria universalmente riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, soprattutto a partire dai tratti tipici della tradizione siciliana come l'arancino, rappresenta un'opportunità d'oro. Sicuramente dopo questa esperienza i bambini chiederanno a mamma e papà di comprare tutti gli ingredienti per preparare a casa e insieme questa specialità tutta siciliana. È iniziata a Catania la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, tanti gli appuntamenti, tra cui quello con Don Maurizio Patriciello, tantissimi i giovani, migliaia attesi che saranno sino a domenica in città, incontri e forum. Assegnato alla comunità di Lampedusa il premio San Ludovico. Orazio Longo. Connessi eredi di una ricca povertà, a Catania la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, un vero e proprio laboratorio di fraternità, seguendo il messaggio di San Francesco nell'8° centenario della sua morte. Fino a domenica la città vive come luogo di incontro e di dialogo, da via Crocifere a piazza Duomo e piazza Università. Persone si ritrovano per condividere domande, esperienze e visioni di un futuro capace di superare divisioni e paure, scegliendo stili di vita più sostenibili, costruendo comunità solidali e promuovendo una cultura dell'incontro. Chiamare le creature fratelli, sorelle e madre significa creare quella connessione che ci rende nel creato coloro che si prendono cura come il Signore ha voluto nel libro della Genesi. Non c'è santo, possiamo dire, che più di Francesco ci insegni la fraternità e queste connessioni. Dobbiamo cercare tutti quanti di esserne eredi. Assegnato alla comunità di Lampedusa il premio San Ludovico. Lampedusa e i lampedusani si sono sempre contraddistinti per l'accoglienza anche in situazioni molto a volte critiche e tragiche. Pensate quando arrivano morti, in cui bisogna accogliere, anche saper non solo accogliere ma consolare chi resta. Per cui che questi gesti vengano riconosciuti, per noi è un onore e ci fa tanto piacere. Il meeting francescano del Mediterraneo si inserisce nel tempo del Giubileo agatino. Nella 3 giorni di appuntamenti, forum, spettacoli, incontri, dibattiti, le attività del villaggio francescano e momenti di preghiera. In programma domenica mattina l'incontro con Don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo in Caivano a Napoli. Adesso una breve pausa, tra poco. Non solo 3 anni di servizi socialmente utili, la pena inflitta a Totò Cuffaro con il patteggiamento accolto segna la fine della carriera politica dell'ex presidente della regione. Fra le pene accessorie, infatti, c'è il divieto di incontrare politici. Manlio Viola.
La fine di una carriera politica intensa. Il patteggiamento di Totò Cuffaro, che dovrà scontare ancora 2 anni e mezzo di servizi socialmente utili ed evita così il carcere, porta con sé anche altro. Fra le pene accessorie, oltre al risarcimento del danno all'ospedale Villa Sofia e all'ASP di Siracusa, c'è il divieto di frequentare e di incontrare politici per tutta la durata della pena. Di fatto il vero risultato ottenuto dalla Procura di Palermo è questo, l'allontanamento di Cuffaro dalla politica attiva. E stavolta probabilmente si tratterà di un addio definitivo. La pena accessoria dell'interdizione delle attività nell'ambito delle quali si è maturato il reato è in realtà una cosa automatica nel codice italiano, ma per una personalità come quella dell'ex presidente della regione segna la fine di un percorso lungo e di una grande capacità di influenza. La sentenza fa delle eccezioni. Cuffaro non potrà frequentare i politici tranne che si tratti di parenti o che si tratti di incontri attinenti allo svolgimento della sua attività socialmente utile. Di fatto i politici li incontrerà lo stesso, ma non potrà più svolgere politica attiva. Già in passato, con la condanna e con il carcere, si pensava che Cuffaro e la politica non si sarebbero più incontrati. Lui invece era riuscito a ricostruire un partito dal nulla. Questa volta probabilmente è davvero l'ultimo atto della sua storia politica, perché, divieti a parte, sarà lui stesso, spinto anche dalla famiglia, a non volerne più sapere. E come ogni fine settimana torna il punto subito dopo questo nostro telegiornale, approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto in studio. Di cosa vi occuperete, Luca? Grazie Adelaide, buongiorno. Ovviamente parleremo del caso Cuffaro, di quanto questa misura potrà essere utile, diciamo, alla sua attività politica, cercheremo di capirlo anche con tanti ospiti. Ci occuperemo anche del sondaggio che ha creato tanti malumori, soprattutto all'interno del governo regionale, che ha visto Schifani ultimo nella classifica dei governatori. Ne parleremo con chi ha redatto questo sondaggio, ovvero i ricercatori di SVG, che saranno ospiti della nostra trasmissione. Poi il dibattito in studio, maggioranza di centrodestra in fibrillazione, ci sarà il capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio Assenza, capogruppo all'Ars, il campo largo che si organizza in vista delle amministrative con Ismaele Lavardera che sarà in studio, il coordinatore del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e tanti altri ospiti ovviamente che faranno parte di questa trasmissione, giornalisti, opinionisti, insomma non manca niente come al solito. Grazie Luca, dunque l'appuntamento è subito dopo questo nostro telegiornale, intorno alle 14:30 con il punto. E adesso andiamo ad Agrigento, dove c'è una nuova campagna di scavi archeologici nella Valle dei Templi. Sentiamo Davide Sardo. E caccia ai tesori nascosti dell'antica Akragas. Nella Valle dei Templi tornano gli scavi archeologici e l'obiettivo è ambizioso: riportare alla luce nuove tracce della città greca sepolta da oltre 2000 anni di storia. Il parco archeologico investe 350.000 euro per una nuova campagna di ricerca nell'area residenziale a nord della collina dei Templi. Le pagine di storia che ci permette di raccontare questo quartiere sono veramente di grandissimo interesse, di grandissima importanza per cercare di ragionare su un quadro d'insieme di una città che è stata una delle città più importanti del mondo antico. Un'area che in passato ha già portato alla luce reperti straordinari e che oggi potrebbe aprire nuove prospettive di studio a livello internazionale. Gli archeologi puntano a ricostruire la vita quotidiana dell'antica Akragas e i drammatici momenti della distruzione del 406 a.C. per mano dei cartaginesi. Ha stupito da subito. 3 anni fa, all'ultima giornata di scavo, abbiamo trovato un deposito votivo che ci ha regalato una quantità innumerevole di statuette votive, appunto, e questa è la testimonianza che la città di Akragas era una grande città. Gli scavi saranno anche un'occasione di archeologia pubblica con il coinvolgimento diretto dei visitatori sempre più numerosi nella Valle dei Templi. E resta vivo il grande sogno: trovare finalmente il teatro dell'antica Akragas, che secondo gli studiosi potrebbe sorgere nell'area vicino alla chiesa di San Nicola. Ancora una breve pausa e poi il calcio con il Palermo e il Catania. Eccoci al calcio, vigilia di semifinale play-off per il Palermo. Domani semifinale d'andata a Catanzaro, dubbi di formazione per Pippo Inzaghi. Marco Gullà.
Ora si fa sul serio. Il Palermo non può più sbagliare. Domani al Ceravolo contro il Catanzaro l'andata della semifinale playoff alle ore 20. Vietato sbagliare. Il Palermo vuole iniziare nel migliore dei modi e provare già ad ipotecare la finale. Pippo Inzaghi deve però fare i conti con alcuni infortuni. L'assenza di Palumbo è probabile, ma ci sono ancora spiragli. L'infortunio rimediato mercoledì è stata una brutta botta per il trequartista. Nulla di serio, ma Inzaghi non lo dovrebbe rischiare dall'inizio a Catanzaro, anche perché 3 giorni dopo si torna in campo per il match di ritorno al Barbera. Potrebbe concretizzarsi anche il forfait di Bani alle prese con problemi fisici da diversi giorni. Inzaghi studia le alternative. In Paul c'è Peda al centro con Pierozzi, Braccetto e Rui Modesto sulla fascia. L'altra strada porta Magnani titolare al centro con Peda nel ruolo di Braccetto e Pierozzi a destra. Sulla tre quarti, qualora non ci fosse Palumbo, pronto Giasi con Jonsen che in caso subentrerebbe a gara in corso. Poi spazio alle Duaron e poi Ampalo. Arbitrerà il match Feliciani della sezione di Teramo. Trasferta vietate, tifosi del Palermo, sarà così anche per quelli del Catanzaro per il match di ritorno. Il Catania comincia da Lecco la sua corsa nei play-off di Serie C, quarti di finale, gara di andata. Si gioca domani alle 20:45, la squadra è in Lombardia da ieri, oggi la rifinitura. Marco Carli. Il momento è adesso. Lo striscione esposto dai tifosi al Massimino per il test con il Santa Venerina racconta l'importanza dell'attesa. Il Catania comincia la corsa nei playoff promozione seguendo l'onda emozionale in arrivo dai propri tifosi che vogliono tornare in B dopo 11 anni e riempiranno lo stadio per il match di ritorno. La loro presenza però sarà decisamente avvertita anche all'andata. Allo stadio Rigamonti Ceppi saranno in 1200 con biglietti per il settore ospiti volatilizzati nel giro di poche ore. Questa è l'atmosfera. Il Catania intanto ha lavorato allo Sport Italia Village, partenza un giorno prima, allenamento di rifinitura nella struttura vicino alla sede della partita, concentrazione massima, poche parole, anzi nessuna, nel pre-gara di una partita che inaugura i playoff. Cicerelli è forte in attacco, da verificare chi li affiancherà, con Bruzzaniti favorito e Caturano che sogna ancora di poter essere decisivo, come nell'ultima contro l'Atalanta Under 23. Senza Corbari, Lunetta e Di Noia, Toscano sa che può sfruttare anche Casasola e Donnarumma. Il primo dall'inizio, ho risparmiato in avvio per poi dare comunque il suo contributo. Il secondo dalla panchina. Scelte che faranno da preludio alla partita più attesa. Dopo 20 giorni senza calcio, i tifosi etnei si augurano adesso 3 settimane da raccontare con entusiasmo. Domenica Telecolor seguirà il match con diretta stadio, formula collaudata, collegamenti da Lecco, 3 ore live fino alle interviste in anteprima per raccontare tutte le emozioni dell'esordio rosso-azzurro nei playoff. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Vi ricordo fra pochi minuti la trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti. A tutti buon pomeriggio.